Agrigento accoglie e saluta l'avvento della primavera con la kermesse più attesa dell'anno che celebra la fioritura precoce dei mandorli nella Valle dei Templi e i valori della pace e della fratellanza tra i popoli. Mai attuale come adesso, la 77esima edizione del Mandorlo in Fiore si svolgerà dall'8 al 16 marzo tra folklore, danze, musica, canti, spettacoli, concerti e sfilate, animazioni, intrattenimento, mercatini dell'artigianato e di enogastronomia, un programma intenso e ricco di iniziative con molte emozioni che valorizzeranno la capitale italiana della cultura 2025, il taglio del nastro in calendario e per sabato 8 marzo in via Atenea alle ore 18 con la Sacra e Donna in occasione della giornata internazionale della donna e della riaffermazione del ruolo della donna nella società e i suoi diritti di uguaglianza di genere. Domenica 9 marzo la prima sfilata dalle ore 10 con i gruppi folk internazionali e regionali e dei bambini del mondo da piazza Pirandello al municipio fino al Viale della Vittoria con esibizioni in piazza Cavour. Tra gli appuntamenti in programma, martedì 11 marzo, Parco Archeologico Valle dei Templi, la cerimonia di accensione del tripode dell'amicizia al Tempio della Concordia, quindi giovedì 13 in via Atenea lo Street Folk Fest, una festa in città con gruppi folk internazionali e degustazioni di vari prodotti tipici. Venerdì 14 alle 17 in piazza Pirandello il saluto del sindaco e la fiaccolata dell'amicizia con la sfilata dei gruppi folk internazionali e bambini fino al Viale della Vittoria. Sabato 15 alle 21 al Palacongressi l'esibizione durante il 66esimo Festival Internazionale del Folklore. Domenica, giornata conclusiva, alle ore 9, sfilata finale dei gruppi folk internazionali, regionali e bambini da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria per concludersi alle ore 14 al Tempio della Concordia alla Valle dei Templi con la cerimonia finale e l'assegnazione del Tempio d'Oro 2025 al miglior gruppo folcloristico.